Ciao ragazzi, benvenuti a Caprino Veronese alla festa del tartufo nero del Montebaldo, la celebrazione del tartufo nero. C'è tutto un mondo dietro al tartufo nero del Montebaldo ed è un mondo fatto di cultura, di tradizione, di competenza, perché andare a cercare e a raccogliere i tartufi richiede una certa preparazione e un'esperienza che da queste parti sicuramente non manca. E tutte queste persone che sono venute alla festa, alla 16ª edizione, lo stanno per assaporare questo frutto, questo prodotto che per Caprino Veronese non è soltanto il fungo in quanto tale, è qualcosa che va ben oltre. Ma tra poco ci arriveremo ed è qualcosa che si valorizza soprattutto con la gastronomia. Prima però c'è anche un lavoro, come dicevo, a monte estremamente importante, dove conta l'occhio esperto di chi questo mestiere, il cavatore, il tartufaio, lo fa da un sacco di tempo. E quindi andiamo da Tiberio per capire cos'è questo frutto, come si valuta e anche come si conserva. Ma in frigo, Tiberio? Sì, certo, perché si mantengono belli freschi, sono appena stati raccolti. Ma che bei! Sì, bellissimi. Facciamo finta di essere in un bosco sotto una quercia, ci sono queste cose qua, passa il tartufaio col cane, trova il tartufo maturo, il cane lo scava, lo prendiamo, lo portiamo qua in cucina. Una bella pezzatura mi sembra. Sì, bellissima, quest'anno sono pochi ma sono veramente belli e profumati. Ma per conservarli va bene il frigorifero? Lo diamo consiglio a casa? Allora, per qualche giorno va bene il frigorifero, se poi vogliamo andare avanti nel tempo, allora dobbiamo passare al freezer. Prima di metterli in freezer però bisogna metterli in ammollo, qualche minuto. Tipo qua? Sì, tipo qua, poi dopo qualche minuto si tirano fuori, si asciugano e si possono mettere in freezer. In freezer il nero si presta moltissimo, anche un anno per dire, non perde niente, basta che sia messo via un tartufo di qualità, perché l'importanza è proprio che sia trovato dal cane, profumato, maturo, certo. Questo è il fondamentale. Adesso Tiberio, cosa devi fare tu? Sono arrivati questi splendidi tartufi, no? Sì. Il tuo compito qual è? Adesso l'importanza per il nero è sfibrarlo, quindi bisogna passare a grattugiarlo. Senti che profumo che sale da questa vaschetta, una cosa veramente eccezionale. Sì. Mi sto sognando le lasagnette, Tiberio. Ecco, è la sua morte, diciamo, il piatto che va per la maggiore, la lasagna col tartufo nero è eccezionale veramente, si presta a tutti i palati. Quando dopo grattugiato va a contatto con grasso animale, il burro, il formaggio così, diciamo esprime proprio la sua fragranza, il suo profumo e anche il gusto è fondamentale. Più si filaccia, diciamo così, e più rilascia il profumo, il sapore e tutta questa cosa qua. Ma appena arrivano qua tu fai una valutazione, vero? Certo, ma quando dopo li laviamo, li guardiamo, tante volte quando c'è il dubbio si fa così, si rompe a metà e con un occhio esperto si vede che il tartufo è bello maturo, tutto omogeneo, il colore, le venature, tutto quanto è sano, perfetto. Se noi lo annusiamo si sente proprio sto profumo di bosco che è veramente qualcosa che ti conquista veramente. Qui ci vuole l'occhio esperto però. Certo, bisogna un po' conoscere questi frutti della terra, sono funghi veramente eccezionali e la mano ce la dà il cane perché lui li trova solo quando sono maturi. Certo. Perché se noi li vediamo e li andiamo a cogliere che non sono maturi non valgono assolutamente nulla. L'importante è proprio il cane col tartufaio va nel bosco, li cerca, li scova e li porta qua. Una volta che sono qua noi li laviamo, li asciughiamo e dopo andiamo a passare a grattarli perché proprio per sfibrarli, poi li mettiamo in contatto con dei grassi animali, burro, formaggio, anche le uova e lì esprimono il massimo. Il loro massimo. Sì, esatto. Da quanto tempo tu li raccogli i tartufi? Più di 50 anni, è veramente del tempo effettivamente. E questo, tutto di verde vestito, è il piccolo esercito dei volontari delle due associazioni che gravitano intorno al mondo del tartufo qui a Caprino Veronese.
sono loro l'anima della festa, perché qui si riuniscono, fanno da mangiare tantissimi piatti, come tra poco sentirete, e soprattutto danno vita a uno spirito di comunità che si stringe per l'appunto attorno al proprio prodotto per esattarne un po' il significato anche identitario. E adesso infatti andiamo a capire che cos'è, come dicevo all'inizio, realmente il tartufo per caprino veronese. Non è solo un frutto della terra, è qualcosa che va ben oltre. Dentro ci sono degli elementi di socialità e di aggregazione che secondo me, soprattutto di questi tempi, sono sempre estremamente importanti. Paolo, 16ª edizione? 16ª edizione, sì. E tu le hai fatte tutte? Le ho fatte tutte, ho cominciato con il Tiberio dall'inizio e adesso siamo arrivati qua, come potete vedere, una marea di magliette verdi. Ma infatti, e tra l'altro vedo anche tanti giovani, Sì, sì. Sbaglio. Stiamo cercando di coinvolgere i più giovani possibili, tutti del paese di Caprino, per cercare di portare avanti la festa anche quando noi avremo finito, insomma. Adesso però te che da dirmi cosa si tasta col tartufo. Cosa si tasta? Beh, allora qua noi abbiamo tutto. Il piatto forte nostro sono le tagliatelle al tartufo. Poi diciamo che seguono i gnocchi al tartufo. Poi d'estate specialmente carpaccio, sempre col tartufo e il grana. Poi abbiamo il formaggio fuso al tartufo che è stupendo, che si abbina benissimo. Abbiamo le cotolette per i più piccoli, sia col tartufo che con le patatine, insomma. È un po' di tutto, il carpaccio va bene e anche la spadellata. Spadellata è praticamente stracci di carne di maiale fatti saltare col tartufo e vino bianco e burro logicamente, ed è anche quello accompagnata da una giardiniera e da dei grissini, è la fine del mondo. la fine del mondo. Paolo, è un elemento identitario il tartufo per Caprino? Allora sì, diciamo che negli ultimi anni, visto secondo me anche grazie a questa festa qua, che abbiamo fatto conoscere sia il tartufo e anche il modo di mangiare bene il tartufo. Sta prendendo sempre più piede tra i prodotti tipici che abbiamo noi, perché ne abbiamo tanti qua della zona. Il tartufo è quello che penso che sia, senza dubbio, è il principale, insomma, è quello che ci dà la più grande soddisfazione. Dopo, insomma, abbinato sempre al burro nostro, al formaggio nostro, parliamo sempre del territorio e sono dei prodotti che sono fantastici. Come ci si sente? C'è un orgoglio nel portare avanti questa cultura del tartufo? Allora sì, per noi che facciamo anche i cavatori è un orgoglio, perché vedere e riuscire a riempire sale così di persone che vengono anche da via, da tutta la regione e anche fuori, per mangiare i nostri piatti, per noi è più che un orgoglio, è una soddisfazione e ci dà la forza di andare avanti sempre, perché se vogliamo dirla tutta è una bella fatica mettere in piedi qualcosa del genere. E perché vale la pena farla? Mi vale la pena, lo fa perché vedo che questi ragazzi qua che mi seguono. Certo. E allora mi sento come, posso definirmi un direttore d'orchestra, però con dei grandi maestri alle spalle, ecco. Paolo, fate vedere bene. Eccole qua. Eccole qua, le famose tagliatelle. Appena cotte, appena sfornate. Adesso però che vuole un volontario che le tasta? Sì. Mi offro volontario. Esatto. Hai visto? Non ti insegno né a mangiare, poi penso che ti insegno. Sono autodidatta. Ragazzi, grazie Paolo, grazie a tutta l'organizzazione della 16ª festa del tartufo, e se avete tempo e voglia venite a trovare questi amici. E vi do un motivo buono per farvi capire perché vale la pena, eccolo qua.